La sanità veneta sta attraversando un momento molto delicato. La situazione è sotto gli occhi di tutti ed è stata al centro di conferenze stampa come quella del Nursind di qualche giorno fa, nella quale sono emerse le difficoltà di infermieri e medici, ma anche di prese di posizione politiche e di proteste da parte del personale sanitario. Per non parlare delle tante segnalazioni che arrivano dai cittadini stanchi di avere a che fare con un'organizzazione del servizio che a loro proprio non piace. Raccolte di firme sono state portate a più riprese in regione per segnalare le difficoltà di interi territori. E in tutto questo arriva anche un'altra notizia, certificata addirittura da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, sulla base del nuovo indice di soddisfazione della domanda interna. Il primo posto non è infatti del Veneto, la cui sanità è rimasta un punto di riferimento per anni a livello nazionale. La medaglia d'oro va ora all'Emilia-Romagna con un indice pari a 1,11 che conferma la capacità delle sue strutture sanitarie di soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. A seguire la Lombardia, mentre il Veneto è solamente terzo assieme alla Toscana con un indice di 1,02. Quando questo dato è superiore a 1 vuol dire che le strutture sanitarie offrono più prestazioni di quante siano richieste dagli abitanti. La fotografia cristallizza la situazione del 2022 secondo i parametri di Agenas, il cui direttore generale è Domenico Mantoan. Lo stesso Mantoan che ha retto le sorti della sanità veneta per un decennio, dal 2010, e la cui partenza è vista da molti come l'inizio di una fase tanto complicata quanto delicata per la sanità veneta, alle prese con liste d'attesa chilometriche, prenotazioni difficili e altre difficoltà contingenti, che per alcuni starebbero spostando le preferenze di operatori e pazienti verso il privato. Un tema che a livello nazionale è stato ripreso anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno alla Nazione, con parole molto chiare. Le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti, con liste di attesa per visite ed esami in tempi inaccettabilmente lunghi.